Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Weekend di sangue sulle strade siciliane. A Catania perdono la vita due giovani in un incidente autonomo a bordo di una moto, si scontrano con un'auto parcheggiata. Nel Ragusano un 36enne muore dopo un violento impatto contro un autocarro. Palermo, rissa in discoteca, feriti e aggressioni in ospedale. Tutto in una notte. Si dileguano i giovani coinvolti nella lite e si presentano poco dopo i fatti nei pronto soccorso degli ospedali Villa Sofia e Cervello. Messina, dopo gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti violenti e la sfilata carnevalesca a No Ponte, arriva unanime la condanna contro ogni forma di violenza. L'inchiesta Mercurio sul voto di scambio a Catania, le mani della mafia sul sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati con le elezioni del 2022, le mire di espansione di Cosa Nostra sulla filiera cimiteriale. A Messina la vicenda arsenico crea grande preoccupazione, i residenti della zona di Contessa e del Villa Urra chiedono chiarezza. Alla Villa Bellini di Catania si rinnova la tradizione del carnevale, nonostante il tempo incerto le famiglie non rinunciano all'appuntamento cittadino dei bimbi in maschera tra sorrisi, coriandoli e gran divertimento. Calcio, terzo pareggio consecutivo del Catania che con 11 assenti non riesce a fare di più. Con il Foggia finisce 1-1. Toscano, siamo in emergenza. Bentrovati, apriamo questo nostro telegiornale con la notizia di diversi incidenti mortali sulle strade siciliane. A Catania c'è stato un tragico incidente autonomo, due giovani che erano a bordo di una moto si sono schiantati contro un'auto parcheggiata, mentre nel Ragusano a perdere la vita è stato un 36enne dopo un violento impatto tra la sua auto e un autocarro. Emanuele Corsi. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui due ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra due auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del carnevale. Rissa violenta e notte di caos a Palermo. I carabinieri chiamati dal gestore del locale però al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Poco dopo però alcuni feriti si sono presentati nei pronto soccorso di Villa Sofia e al Cervello. Sentiamo Marco Gullà. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di
vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso, quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le due persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore. E dopo il pomeriggio di violenza e vandalismo a Messina si alza il grido di condanna. Ferito un poliziotto, identificati 2 manifestanti, la condanna arriva da tutte le posizioni e da tutte le parti. Francesco Triolo. Un agente della Digos ferito, un pomeriggio da dimenticare con scontri e devastazione per una manifestazione trasformata in un'occasione per danneggiare il centro cittadino. È un coro unanime di condanna e di indignazione quello che arriva dopo gli scontri ed incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti violenti della sfilata carnevalesca No Ponte che si sono verificati ieri sia nel pomeriggio che in serata a Messina. Dopo gli scontri sono state identificate almeno 2 persone, entrambe non di Messina, la loro posizione al vaglio degli inquirenti. Incidenti a Piazza Antonello e in serata a Piazza Casapia, quando sembrava tutto concluso e dove erano arrivati i manifestanti, circa 150, dopo aver imbrattato diversi muri della città, compreso quello della chiesa di Santa Eustochia. Solidarietà per le forze dell'ordine arrivata da tutte le parti politiche. Il sindaco Basile ha condannato quanto avvenuto e chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il comune chiederà il risarcimento dei danni provocati dalle azioni dei manifestanti. Il coordinamento No Ponte invece ha chiarito che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta ad un'opera inutile. Condanna incondizionata anche dal PD, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare, hanno detto, contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio. Il primo ad intervenire ieri era stato il ministro Salvini. Chi non ha argomenti sceglie la violenza, aveva detto il vice premier. La mafia catanese si era infiltrata nel sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati attraverso l'uso delle onlus e con le elezioni del 2022 puntava anche ad espandere gli affari nella filiera dei cimiteri, del cimitero di Catania in particolare. È un altro filone dell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 4 politici, fra cui il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. Il servizio di Mario Viola. Un sistema consolidato per fare affari con i fondi pubblici, ma anche per garantire scarcerazioni di favore ai boss. La mafia catanese usa le onlus, società che non sono sottoposte ai controlli antimafia, nell'affidamento degli incarichi da parte del sistema di assistenza parasanitaria regionale. Per entrare infatti nell'elenco dell'assessorato al welfare non serve la certificazione. I carabinieri del Rosso lo hanno scoperto nell'ambito dell'operazione Mercurio, che ha portato in carcere 19 persone, fra cui 4 politici, compreso il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Un sistema già osservato in altre inchieste fra Palermo e Trapani. Al centro una società di ambulanze, la Nicolas Onlus, guidata da Rosario Bucolo, reggente della famiglia di Castello Ursino. Alla sua Onlus era stato assegnato il boss scarcerato Ernesto Marletta, un affidamento in prova proprio svolgendo servizi sociali in quella Onlus. Scarcerato Marletta, Bucolo gli aveva lasciato la guida, divenendo il suo braccio destro, l'organizzatore degli incontri con i politici. Proprio in quella Onlus avvenivano gli incontri. La società faceva affari con il trasporto degli emodializzati, ma anche con il trasporto dei pazienti in fin di vita. La merce di scambio per fornire voti ai politici era la concessione di una delle aree edificabili del cimitero di Catania. Insomma, la famiglia di Castello Ursino voleva espandere gli affari alla filiera cimiteriale usando un prestanome campano. Per questo non credono gli inquirenti a Castiglione, che racconta di aver fatto approvare d'urgenza la delibera sul cimitero come suo ultimo atto da presidente del Consiglio Comunale di Catania, sol per non perdere un finanziamento da 1 milione. Proprio la sede della confraternita all'interno del cimitero monumentale era poi usata come luogo per i summit di mafia, un altro filone d'inchiesta ancora da esplorare. A Messina la vicenda dell'arsenico sta creando grande preoccupazione tra i residenti della zona di Contesse del Villa Unra, che chiedono che venga fatta chiarezza al più presto. Sentiamo Francesco Triolo. Lo stato d'animo dei residenti del villaggio Unre di Contessa a Messina è di grande preoccupazione. Il caso arsenico tiene banco tra chi ogni giorno, assicurano anche di notte, vede e sente centinaia di camion passare lungo la stradina che collega la statale all'area dove è stato deciso di stoccare momentaneamente
La terra di risulta del cantiere del raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. Adesso passano davanti al cancello che porta all'area di stoccaggio e chiedono verità. Guardano con ansia quella distesa di materiale, in parte coperto dai teloni, in parte no. Non è più vivere qua, è invivibile, né notte e né giorno, perché passano continuamente camion, mezzi, oltre l'arsenico, va bene, la notte continuano a lavorare e perciò atterriti per gli effetti che ha l'arsenico. Andiamo in internet e leggiamo quali sono gli effetti che ha l'arsenico nel tempo, sulle donne incinte, sugli uomini, su tutti noi, ma è giusto agire così. Intanto il rumore, sia giorno che notte, poi questi camion che passano alzano tanta polvere, terra nera, quindi noi se possiamo il sabato e la domenica forse apriamo le finestre, se no stiamo chiusi dentro e nemmeno la biancheria possiamo stendere. Oltretutto anche le piante stanno morendo, anche quelle, e non ci si spiegava il perché. Sulla vicenda anche la magistratura ha aperto un'inchiesta, soprattutto dopo i timori che erano stati manifestati nei mesi scorsi nei comuni della Riviera Ionica. In Consiglio Comunale si è affrontato il tema, ma le risposte che i residenti hanno sentito non sono state ritenute sufficienti e così resta la preoccupazione. La solidarietà è ossigeno. È con queste parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale i destinatari delle 31 onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Fra loro c'era anche Angela, che salvò un uomo, ve lo ricordate, durante l'alluvione dell'ottobre scorso a Catania. Dice: Catania è la mia terra. L'ha sentita Lorena Dolci. Angela ha soccorso un uomo travolto dall'acqua nel pieno centro della città, lo ha tirato per le braccia, lo ha portato in salvo con molta fatica e noi la ringraziamo per questo. Eccola mentre al Quirinale riceve dalle mani del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza al merito. Angela Isaac, nigeriana di 28 anni, è una dei 31 cittadini nominati Cavalieri della Repubblica, eroi dei giorni nostri. Sei emozionata? Sì, era emozionata, sì, mi sento molto grato, mi sento molto onorata e mi sento felice. Era il 19 ottobre scorso, via Etnea trasformata in un fiume in piena, lei che trascina fuori dalla corrente un uomo che rischiava di annegare. È una cosa estinto, sì. Soprattutto dobbiamo ringraziare a Dio anche che vivo io e vivo i signori che ho salvato. Ecco, tu l'hai incontrato più questo signore, ti ha ringraziato? Veramente, praticamente no, ancora non ho visto, non ho più incontrato. Penso che è una persona grande, però non riconosce fino ad ora. Però secondo me spero che lui sta bene e io sono contenta così. Angela lavora ancora come banconista in un bar di via Etnea, dove continua a ricevere attestazioni di stima da tanti cittadini. Quest'anno fa 10 anni che sono qua in Italia, quindi mi piace questa terra, soprattutto Catania. Già qua è diventato mia casa, questa terra è diventata mia terra, quindi amo questa terra. Adesso una breve pausa e poi parleremo di carnevale, di bimbi in maschera. A tra poco. Carnevale, come da tradizione, si rinnova a Catania l'appuntamento dei bimbi in maschera che si ritrovano alla Villa Bellini. Nonostante il tempo incerto, tante famiglie oggi non hanno rinunciato alla domenica in costume, tra sorrisi, lotta con i coriandoli e tanto divertimento. Eva Spampinato. A Catania, quando dici carnevale, dici Villa Bellini, un binomio imprescindibile, una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e rivive nelle maschere e nei costumi dei personaggi del momento. Ma una famiglia un po' particolare? Sì, è una famiglia Squid Game. E stamattina ho detto a mio marito: voglio andare alla Villa Bellini perché voglio vedere i bimbi con le mascherine, anche se molte mascherine non riusciamo a interpretarli. Io trovo che quei costumi da Squid Game per quei bambini di quell'età sono non appropriati per niente alla loro età. Però tu non scherzi, qua sei un clown un po' assassino. Sono un clown che come mestiere fa il macellaio.
Nonostante il cielo coperto, tante famiglie oggi non hanno voluto rinunciare all'appuntamento con il divertimento in maschera nello storico giardino catanese, che nella domenica di Carnevale diventa teatro di maschere e sorrisi. Si divertono forse più i genitori che i bambini. Noi portavamo i nostri bambini qua sempre, era una tradizione che facevamo. Venendo qua ci ricordiamo quando erano piccolini, quando erano sicuramente una cosa bellissima. Anche io venivo qui alla villa quando ero piccola, quindi continuiamo così. Quante foto ha fatto sino ad ora? Una decina, quindicina, siamo arrivati adesso. Sua figlia da cosa è vestita? Da Biancaneve. Voi vi conoscete oppure no? No. E quindi ma state giocando alla lotta con i coriandoli? Sì, perché è carnevale. È bello così. Quindi ogni scherzo Vale. E alla fine anche noi siamo stati colpiti dalle stelle filanti di nuova generazione, quelle spray. Abbiamo visto passare una striscia blu velocissima. Sì, ero io. Perché tu chi sei? Sonic! Vai, corri! Adesso parliamo di musica, grande successo di Matteo Mantia dei Sugar Free su Rai 1. Il siciliano arriva secondo nella trasmissione Ora Mai Più e rilancia il gruppo con il nuovo singolo. Orazio Longo. Con questo finale di Ora Mai Più, il singolo Togliersi di torno, quindi vi invito tutti ad ascoltarlo e un bacio a tutti. Matasi nel 2006 che dal 2024 con Non è l'amore ha aperto le porte a un sound più elettronico. Sopra calde nuvole. Breve pausa, poi il calcio, vedremo com'è andata tutte le siciliane impegnate oggi. A tra poco. Ed eccoci al calcio, una gara mozzafiato, quella dei rosanero contro i lombardi. La partita sembrava stregata, ma il Palermo è riuscito a vincere nei minuti finali. Brescia sconfitto 1-0, grazie a un rigore firmato da Bojan Palo a 3 minuti dalla fine. Terzo pareggio consecutivo invece del Catania, che con 11 assenti non riesce a fare di più. La partita con il Foggia è finita 1-1, ma sentiamo il tecnico toscano. Rispetto alla partita con la Casertana in casa, secondo me abbiamo fatto molto meglio. Soprattutto il secondo tempo, nel miglior momento nostro abbiamo subito gol, l'abbiamo rimessa in piedi, abbiamo cercato di ribaltarla con Anastasio, con Jimenez, alla fine con Quaini sul calcio piazzato che ha controllato male la palla. Per l'impegno, per quello che hanno dato, per l'atteggiamento non posso dire niente ai ragazzi. Poi è normale, oggi eravamo in una situazione veramente di totale emergenza. Ho detto ai ragazzi, 16 calciatori ce l'abbiamo per poter vincere la partita, cerchiamo di vincerla perché abbiamo le possibilità. Ci hanno provato, non ci siamo riusciti, però guardiamo la partita con Latina adesso. Dobbiamo cercare di tirare il massimo da questi ragazzi fino alla fine, cercare di arrivare nel miglior modo possibile, recuperare più uomini possibile, più in fretta possibile, che questo è l'obiettivo nostro. Poi ogni settimana succede qualcosa che va fuori dalla logica, però teniamo botte e continuiamo sul pezzo fino alla fine. Doppia sconfitta per Messina e Trapani in Puglia, giallorossi battuti 2-1 dal Monopoli, in vantaggio con un gol dell'Aquila, rimonta dei padroni di casa nella ripresa con Pellegrini e Grandolfo. Il Trapani ha perso 1-0 a Cerignola contro la capolista, decisiva dopo 7 minuti, una rete su calcio di rigore di Capo Maggio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.